Giulia e di tutte coloro che hanno perso la vita, non una di meno. Noi siamo una marea che mai si fermerà. Anche il porto di Venezia, unito per commemorare la nostra Giulia. È il giorno del lutto in Veneto e del rumore in memoria di Giulia Cecchettin. Facciamo rumore, facciamo sentire la nostra voce per Giulia e per tutte le altre ragazze che si trovano nella sua situazione, perché noi dobbiamo essere un punto di riferimento perché possano sempre sentire che qualcuno le può aiutare. C'è chi fa rumore come i portuali al terminal Porto di Venezia e il Consiglio Comunale di Istrana e c'è chi ha scelto il silenzio. Un minuto di silenzio anche in Consiglio regionale del Veneto perché cessi la violenza e si sconfigga il male che semina dolore e ingiustizie insopportabili e ingiustificabili. Cittadini con il fiocco rosso e bandiera a mezz'asta fuori dai comuni. Lezioni mattutine cancellate all'Università di Padova, uffici comunali chiusi a Vigonovo dove Giulia Cecchettin viveva. Molte le attività economiche che durante le esequie hanno concesso un momento di pausa. Ci siamo fermati per ricordare Giulia, una ragazza che voleva vivere e disegnare. Non è solo un momento di lutto, è anche una presa di coscienza per combattere la violenza di genere. Noi abbiamo collaborato per fare l'abbraccio che sbriciola la violenza, un pane intrecciato di colore arancione proprio contro la violenza e lo diamo ai clienti perché vogliamo sia sostenere i centri antiviolenza ma vogliamo aumentare la conoscenza del 1522, il numero da chiamare in caso di violenza e stalking.